Purtroppo siamo dovuti intervenire anche recentemente in episodi di violenza e cerchiamo di farlo con fermezza innanzitutto, ma con sensibilità, sempre con maggiore sensibilità, perché i giovani sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia, hanno sofferto più di tutti le criticità e le difficoltà della pandemia. Repressione ma non solo, oggi più che mai viste le premesse e il periodo storico. Questo è l'approccio dei carabinieri nei confronti degli episodi di violenza giovanile che stanno interessando la Marca, dalla rissa in stazione a Lancenigo a quella di Castelfranco e ancora a Spresiano e Vittorio Veneto, una scia di delinquenza dalle diverse matrici che resta tra le emergenze da gestire. Assieme alle altre forze dell'ordine, assieme alle altre istituzioni, il nostro compito è quello di trovare una formula di dialogo e di interlocuzione. Fattore culturale ed educativo basilare anche per i rappresentanti istituzionali. Angela Colmeller è stata tra i deputati che si sono battuti per il ripristino dell'educazione civica nelle scuole nel 2019, ma il percorso, dice, non è finito. Sicuramente il nostro obiettivo è di allargare questo numero di ore, dando la possibilità di fare dei percorsi e dei progetti sempre più specifici. Però è un inizio che va sicuramente portato avanti e quindi dobbiamo puntare sempre ed esclusivamente sul far sì che questi ragazzi, ripeto, imparino ad essere. Soddisfatto per l'arrivo di nuovi psicologi all'ULSS 2 per affrontare le nuove forme di disagio è il sindaco di Treviso che torna sul ruolo delle famiglie e delle istituzioni. Al di là del dibattito politico che vede lo scaricabarile delle responsabilità, a me questo non interessa, io le responsabilità me le assumo tutte, ma qui c'è da far fronte a delle esigenze che oggi i giovani ci stanno esternando.